Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi al Marietto Show. Oggi parleremo delle sibille perché alcuni mi hanno chiesto di fare delle lezioni online free per le sibille, ma non è ancora il momento, però il Marietto vuole parlare di alcune carte che soprattutto per le signore che vedono queste sibille per la prima volta oppure si avvicinano alle sibille e vogliono sapere l'importanza di alcune carte. Oggi parlerò di 4 carte molto importanti che sono campanello di allarme oppure campanello positivo, non di allarme. La prima carta chiaramente è il ladro, no, questo, lo vedete bene? Il ladro, quando esce il ladro, che cosa vuol dire? Il ladro vuol dire o che c'è qualcuno che arriva di nascosto generalmente, poi dipende sempre anche da cosa sono precedute e in un certo senso seguite. Quindi quando c'è un ladro che è preceduto, non so io, da mercante e dopo nemico, faccio un esempio così, capite? Quindi viene rafforzato il valore del ladro che chiaramente ci starà a indicare che qualcuno in modo pragmatico cercherà di fermarci o di in un certo senso farci qualche sgambetto. Quindi è molto importante anche in quel caso lì, certo le sibille sta sempre negli occhi della sensibilità del lettore, del sibillologo, chiamatelo poi come volete, decifrarle anche in rapporto a quello che il committente dice, ma diciamo che il ladro è una delle figure un po' più, come si dice, da stare attenti, perché anche nei sentimenti può essere sintomo di un concorrente o qualcuno che lavora di nascosto. Poi un'altra carta che in un certo senso mi piace molto quando esce, soprattutto se si parla di cuore, è l'artista. L'artista sta a indicare sempre una persona sopra la media, con grandissimi tipi di qualità, con in un certo senso l'estro, no? Con una persona intelligente che sa valutare bene, pragmatica, ma anche di grande cuore. E se esce, ad esempio, facciamo un esempio, vicino ad esempio Fortuna e preceduto da Riunione, chiaramente sono delle carte che fanno capire che si avrà un incontro, mettiamole bene a favore di camera, vedete, in questo caso qui sarebbero delle carte bellissime perché stanno indicando una riunione con una persona che oltre a essere fortunata chiaramente è in un certo senso sopra le righe, no? Ci sono persone che quando gli esce questa carta qua l'artista mi fanno subito capire che è una persona di spessore sopra le righe, qualsiasi cosa che farà, anche se cadrà, cadrà sempre in piedi. Poi c'è un'altra carta che mi piace molto perché chiaramente è quella del bambino. Quella del bambino perché? Perché il bambino non è solamente un bambino, ma anche vuol dire rinascita. Rinascita di che cosa? Magari avremo una rinascita che può essere tramite conversazione eppure baciata dalla fortuna, vedete? Quando questo bambino è in mezzo a queste due carte, vuol dire che sta per nascere una fortuna e magari potremo parlare o avere conversazioni con quel soggetto. Quindi la carta del bambino nelle sibille è importante perché ci fa capire che sta per nascere qualcosa. È chiaro che se la carta del bambino è in mezzo a delle carte che praticamente toste, cioè impegnative tipo ladro e nemico, fa capire che molto probabilmente nascerà qualcosa di negativo per quel lavoro, per quel soggetto e quant'altro. Un'altra carta che vorrei parlarne questa sera, in questa micro life, è quella del pensiero. Ci sono ad esempio, questo pensiero piuttosto tosta perché fa capire che la persona in un certo senso è pensierosa e mettiamola giù nel lato più duro. Se questa carta è fra dispiacere e disgrazia, chiaramente ci fa capire che la situazione è veramente spessa. Quindi, o magari se non c'è proprio disgrazia, magari potrebbe esserci la prigione, quindi proprio blocco totale. Capite? Quindi quando le carte sono vicino ad altre carte più pesanti, potrebbe essere
in un certo senso chiara la cosa che ci fa capire che la situazione dà dei pensieri e chiaramente ci sarà un blocco. Potrebbe esserci anche, ad esempio, questa trilogia che ci fa capire che la fortuna gira al rovescio. Questa carta qui, quando esce pensiero, cioè scusate, disgrazia, fortuna e pensiero, non vuol dire che siamo fortunati, ma vuol dire che il nostro pensiero, no, farà girare la sfortuna in modo che avremo dei, come si dice, dei dispiaceri. Questo è importante da capire quando si leggono le carte, che non si leggono una a una, ma si leggono in un contesto di avvenimenti, no? E quindi queste 4 carte che ho spiegato questa sera, che sono veramente dal mio punto di vista importanti, perché danno subito chiaramente un'idea delle evoluzioni, no? Bambino, ladro, che è una carta pesante, artista, che invece è una bellissima carta, ci fanno capire, e nemico chiaramente, o prigione, capite? Ci fanno subito capire che, no? Una cosa a dipendenza, se è vicino ad altre carte buone, può evolversi, ma ad esempio la fortuna, se è vicino a 2 carte come nemico e prigione, no? Faccio un esempio così, scusate, vuol dire che questo, ecco, vuol dire che la sfortuna da un nemico girerà fortuna e ci imprigionerà, cioè praticamente rallenterà la nostra evoluzione, no? In senso della fortuna, chiaramente. No? Quindi capite che le sibille non si leggono carta per carta, ma si leggono in un contesto e a dipendenza della bella carta, se in mezzo ad altre belle carte, dà un risultato. Se invece la sibilla bella e dentro 2 carte pesanti, chiaramente vuol dire esattamente l'opposto o un giro in negativo di, come si dice, evoluzione. Quindi sta sempre nella bravura del sibillologo riuscire a interpretare l'evoluzione della vita, dell'avvenimento di quella persona che porta la domanda. Marietto Veneziano, lo sapete, fa le sibille gratuite al martedì e al giovedì alle ore 10 su Face e su YouTube. Nell'eventualità voi volete fare delle domande, anche al mercoledì sera alle 20:30 sui migliori social, cioè Face e anche YouTube, nel canale Marietto Veneziano e nel canale di Tegano. Per il momento il Marietto vi ringrazia, faremo altre pillole su chiaramente le sibille, così che spiegherò altri semi, altre figure, così che ci diano più, come si dice, un approccio, una visione del potenziale che hanno le sibille, che a differenza del pendolino, il pendolino vede la cosa complessivamente e come, diciamo, con bisturi il pendolino, e le sibille sono più che altro un libro che sta nell'arte di chi le riesce a interpretare delle risposte migliori, però le sibille ragionano nell'arco di massimo 3-6 mesi, no? Invece il pendolino può dirvi anche quando avrete 90 anni che cosa farete. Bene cari amici, vi ringrazio per il momento e vi dico di venirci a trovare nei nostri gruppi social di Facebook del Tegano Marietto Veneziano e di venirci a trovare anche nei gruppi, scusate, nel sito capitano.intervista.org per scaricare bellissimi ebook gratuiti e anche nel canale del Tegano Marietto Veneziano di YouTube. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!